Ingegnere Barone, allora domani presso il Parco Letterario Luigi Pirandello si presenterà questa interessante iniziativa editoriale? Sì, è stato chiesto proprio dagli autori, ma anche da chi questi autori ci ha fatto conoscere. Si tratta di una signora molto in gamba che da Agrigento lavora per la cultura, il turismo e lo spettacolo e ha proprio sottoposto alla nostra attenzione questo libro. Noi lo abbiamo letto, lo abbiamo sfogliato, abbiamo capito anche di questi temi importanti che portava avanti, che sono molto attuali, e abbiamo accettato la proposta che ci sarà domani alle 18:30 al caffè letterario Luigi Pirandello Caos. Ci sarà un dibattito anche? Ci sarà un dibattito con i microfoni adatti per cercare di coinvolgere il pubblico, quindi non è solo una cosa passiva, ma attiva nei confronti di coloro che interverranno in questo nostro spettacolo. Diciamo, è un viaggio sentimentale in fondo, e quindi questa è la cosa che più ci coinvolge come parco letterario e come caffè letterario, ed è proprio quasi proprio indovinato a puntino. Il romanzo è ispirato a una storia vera e tratta due temi molto importanti, la violenza sulle donne e le truffe affettive online. Noi autori abbiamo deciso di divulgare, di trasmettere un messaggio importante attraverso questo strumento di informazione e sensibilizzazione. Di cosa parla più dettagliatamente il libro? È la storia di una scrittrice, Valentina, che passa delle insidie delle truffe affettive, e grazie alle sue amicizie e al suo carattere solare, vediamo se leggendolo scopriamo come va a finire. Assessore Ciulla, presente a questa iniziativa che si svolgerà nel pomeriggio presso la casa Luigi Pirandello al Cerchio. Sì, oggi abbiamo questa importante presenza qui ad Agrigento, abbiamo l'autrice Violetta Diamante che ha scritto questo libro, che non è un racconto così astratto, ma è purtroppo una storia vera che poi presenterà l'autrice stessa e ne parlerà meglio, e tratta purtroppo di quella che è la violenza anche che si effettua tramite i social network, tramite questi messaggi un po' effimeri da parte di gente che tenta di adescare ed ingannare persone con argomenti i più disparati. Poi sarà l'autrice. Oggi è un grande momento per questa presentazione, che avviene in un luogo suggestivo che è quello del piazzale del caffè letterario Luigi Pirandello, quindi speriamo di avere tanta gente ad ascoltare l'autrice e scopriremo questo racconto che sarà sicuramente di arricchimento. Grazie all'amica Lina Basile che ha curato l'organizzazione di questo evento, grazie il mio braccio destro, grazie anche a voi, grazie all'altro autore che è Sauro Roma, e grazie al Comune di Agrigento che nella persona del sindaco Franco Miccichè, anche l'assessore Alfano che ha collaborato alla realizzazione di questa iniziativa con il patrocinio di quelle che sono attività culturali che servono per divulgare l'arte, la cultura, ma soprattutto l'informazione e l'ascoltare storie di vita importanti.